Prova. Spero che la connessione funzioni. Intanto, benvenuti. Benvenuti a tutti quanti, ben connessi. Spero che tutto vada bene. Mi danno già il primo ok dalla regia e quindi niente. Benvenuti appunto in questo evento della rassegna Artigiani, rassegna organizzata dalla CNA Treviso in collaborazione con la Torre Disegnata e il Teatro del Pane, con la direzione artistica dell'amico Mirko Artuso. Ci troviamo in questo momento in Ozium, io sono Alessandro il titolare, noi siamo uno studio di comunicazione integrata, per meglio dire seguiamo progetti legati appunto alla comunicazione sia in ambito aziendale che in campo culturale attraverso i linguaggi visivi, attraverso la grafica, la fotografia, il video, il disegno e lo sviluppo web. Stasera siamo molto orgogliosi di far parte di questa rassegna appunto perché viviamo anche attraverso le realtà con cui abbiamo il piacere di collaborare un momento difficile che ha colpito in maniera particolare tutte le capacità, tutte le persone che lavorano nel campo culturale dello spettacolo e crediamo anche di poter dare uno sguardo diverso, uno sguardo ulteriore rispetto agli altri eventi che abbiamo avuto il piacere di vedere da spettatori, nel senso che abbiamo pensato di dare appunto questo sguardo legato alla contemporaneità e quindi a una musica che è una musica molto affine con quello che è il nostro mondo, che è un mondo fatto di linguaggi contemporanei e quindi con la composizione elettronica. Stasera avrete modo di ascoltare due persone con cui c'è una grande affinità e un'amicizia, Mauro Martinuz e Alberto Paolini di Bottega Sonora, che appunto all'interno di questo spazio, che è uno spazio in particolare che serve allo studio per la fotografia e il video, quindi siamo in quella che viene definita comunemente la sala posa di Ozium, faranno appunto la loro esibizione. Abbiamo tante affinità con Bottega Sonora, in primis il fatto di condividere appunto dei linguaggi e una vista estremamente contemporanea, ma quello che ci lega come realtà anche al CNA è il fatto di sentirci artigiani, magari degli artigiani atipici rispetto a quello che comunemente è il pensiero che si ha degli artigiani, ma noi ci sentiamo artigiani perché mettiamo la cura, il rispetto in ogni progetto, in ogni composizione, tipica del mondo artigianale, rifiutando la speculazione più produttiva e invece ancora disegnando, componendo con le mani nel nostro caso e ovviamente con l'audio nel loro caso. Nel live di stasera vi preannuncio che Bottega Sonora, che tra l'altro ci ha fatto l'enorme piacere di presentare alcuni album, alcuni brani del loro nuovo album in prossima uscita, comporranno in tempo reale e editeranno le tracce appunto come fanno gli artigiani mettendo le mani sul progetto. Allo stesso tempo abbiamo pensato di dare il nostro contributo al loro live e appunto perché questa è la sala in cui comunemente facciamo fotografie e video e per noi fare fotografie e video significa comporre la scena attraverso l'uso della luce, vi annuncio già insomma, che ci saranno tante luci, tanti sguardi sulla loro performance, tentando di interpretare quello che è appunto il loro live. Non mi lascia che introdurre appunto Mauro e Alberto, augurarvi un buon ascolto e una buona visione e ci vediamo più tardi per i saluti. Grazie a tutti.
Non mi resta che salutarvi. A nome del CNA Treviso vi invito al prossimo evento di questa rassegna, appunto Artigiani, il 12 marzo. Appunto la sede sarà quella del CNA di Castelfranco Veneto, con le panonarie dell'amico Marco Balestracci e di One Man Pierre. Come ultima cosa volevo ringraziare Mauro e Alberto, ovviamente, per questa cosa bellissima. Insomma, mi sono quasi emozionato nel vedere in Ozium voi che siete gli amici, ma che ci avete portato anche questa ventata di musica. E volevo ringraziare anche Alberto, e anche Filippo e Andrea che hanno lavorato alle luci, che anche loro ringraziano, e mi permetto di ringraziare anche Daniele e Ludovico che invece sono in regia video e audio, e a nome di Ozium innanzitutto insomma grazie per la possibilità al CNA Treviso e buona serata a tutti.